terra mia l'impegno di uomini e di donne del nostro territorio, un impegno che ha creato le condizioni perché i ministeri della cultura dei diversi paesi mandassero a Pieve di Soligo i poeti. I poeti sono arrivati giovedì, hanno visitato tutte le scuole del quartiere del Piave e della Valata, le medie e le superiori, ed è stata una cosa straordinaria, stupenda, toccante sia per i ragazzi che per i poeti. Ieri sera c'è stato questo appuntamento culturale molto importante, la rappresentazione della poesia di Luciano Cecchinel con Sandro Buzzati e poi abbiamo avuto la poesia di tutti i mondi proprio in questo teatro. Noi siamo qua, io in particolare, per parlare di integrazione, cioè di come stiamo andando avanti in questa direzione e di quali sono gli sforzi che devono essere ancora compiuti per migliorare l'integrazione, soprattutto in questa provincia. Apre delle opportunità perché indubbiamente le comunità che sono radicate in questo territorio sono comunità che hanno dato molto anche in termini economici e stanno continuando a darlo. Siamo in un territorio vicino quindi alla montagna, per cui anche c'è un problema di natalità inferiore rispetto alla pianura per una serie di motivi e di conseguenza stanno riempiendo anche spazi lasciati liberi da attività imprenditoriali di italiani. Abbiamo una forte presenza nel settore del commercio, nel settore dell'edilizia e anche nel settore del mobile. In questa realtà qui danno lavoro a 1200 persone, quindi è una realtà molto importante. E poi Piave di Soligo, la terra del Toniolo, una terra di accoglienza, una terra che indubbiamente ha fatto scuola, e questo tipo di iniziativa è positivo perché è un messaggio rivolto a loro, ma è un messaggio rivolto anche ai nostri concittadini e ai nostri imprenditori. È un lavoro che stiamo portando avanti con molta tenacia e con molto lavoro, perché crediamo che solo attraverso l'integrazione si riescano a sciogliere tutte quelle dubbi, quelle paure che imperversano e che tante volte vengono amplificati dalla stampa o comunque anche dalle comunità locali. Il dialogo, la vicinanza con le persone, la parola aiuta invece a conoscere meglio non solo le persone ma anche le realtà da cui provengono, e quindi studiare e capire insieme quali possono essere le risposte per il domani. L'integrazione possiamo dire che evita le guerre? Ma certo, evita, perché la guerra diremmo è lo scontro quando è impossibile riuscire a parlarsi. È proprio questo, cioè quando uno a tutti i costi vuole la crescita solo di se stesso escludendo gli altri. Quindi di per sé si condanna lui, anche se vince, a essere sconfitto. Si les investisseurs veulent venir investir en Casamance dans le domaine du tourisme, il y a une défiscalisation, tu ne paies pas de taxes ni d'impôts ni quoi que ce soit. E sì, imprenditore volevo investire in Senegal, anche in Casamance, e le tasse sono tolte. Voilà, il n'y a pas de taxes et vous pouvez venir investir parce qu'il y a la mer, il y a le tourisme multiculturel, il y a le tourisme d'affaires, il y a le tourisme balnéaire. E le Casamançais sono per la Casamance, tutte quelle che avete bisogno di vedere e di visitare si trovano in Casamance. Et la Casamance, c'est une région très verte avec la mer, le soleil e une population accueillante. Che mare, che sole, la popolazione è veramente accogliente. Et il y a beaucoup de culture, les masques, les danses, vraiment la musique. E vraiment, la cultura, la danza, la musica, tutte quelle che come dimostrazione, il museo, tutte che volete. Et beaucoup de cours d'eau. E tanti corri, le righe di acqua. Des voyages au niveau des ballons avec des pirogues. E il viaggio con le navi anche è possibile, sì. Et la Casamance, c'est une région à visiter et je vous invite à venir investir et visiter la Casamance. E lui ti prego di invitare voi di visitare la Casamance come una regione veramente meravigliosa.
Di fatto l'Italia e il Bangladesh sono stati buoni amici e questo sin dall'indipendenza del Bangladesh del 1971, quindi ci sono molte opportunità, molte occasioni per investire in Bangladesh. Tra l'altro il governo bengalese si sta veramente impegnando a fondo per offrire sgravi, per offrire altre facilitazioni e quindi questo ci dà modo di sperare in un aumento delle relazioni sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista di amicizia e di cultura da promuovere insieme. We have quite a large population of Macedonian people from Macedonia living in Italy, which is, as I said previously, an advantage. Assolutamente confermo che i macedoni in Italia sono molti, peraltro ci sono, come lei ha ben detto, delle ottime opportunità di investimento in Macedonia. C'è anche un sito web che abbiamo messo proprio a punto per attrarre investitori, dove vengono descritte con precisione tutte le misure che il governo si è impegnato a prendere, dagli sgravi fiscali alle aree di libero scambio. Quindi ci sono, io credo, anche grazie proprio ai macedoni che ora sono qui, ma che noi stiamo cercando con grande alacrità di richiamare anche in patria, perché anche in questo senso c'è un'attività, ci dovrebbe essere un piano nazionale che ora non c'è ma che è in corso di elaborazione proprio per attrarre, far tornare a casa chi prima se n'è andato, e quelle persone possono essere un'ottima occasione perché possono fare da trade union, portando con sé, perché no, anche altri investitori che hanno conosciuto altrove. È importante la poesia per l'integrazione? Sì, la poesia per l'integrazione è fondamentale perché a volte anche quando dialoghiamo, così è un dialogo normale e semplice, non riusciamo a trasmettere un messaggio. La poesia è più incisiva e se magari scritta anche da persone che provengono da altre culture e quindi riescono ad esprimere tramite un altro linguaggio, anche se magari hanno imparato l'altra lingua, ma con metafore, immagini e mescolando appunto le lingue e le immagini, possono ancora trasmettere dei messaggi di integrazione e di dialogo fra le comunità. Con questa occasione siete riusciti anche a far conoscere la vostra cultura in Italia, è stata una bella esperienza. Sì, è stata una bellissima esperienza anche a partecipare con le ragazze di scuola, che ho letto le mie poesie in arabo, dopo in italiano, che parlano dell'umanità, dell'amore, che poi anche una bellissima esperienza con le ragazzine che sono molto curiosi e chiedono tantissime cose per il Marocco, le cose che abbiamo comuni, a parte il Mediterraneo e la poesia, è stata una bellissima esperienza. Consigliere comunale vuol dire che l'integrazione di fatto esiste già. Esattamente, io mi chiamo Shaki e infatti io sono un po' la dimostrazione che l'integrazione ormai è già a uno step più successivo e quindi anche quell'evento di oggi è stato un modo per dimostrare che siamo già molto più avanti a differenza di quello che normalmente pensiamo. Infatti oggi è venuto qui con noi Mohammed Samad dall'Università di Dhaka a portare la sua cultura e per conoscere anche la nostra, perché ha avuto la possibilità di visitare Conegliano e a visitare le nostre bellezze. Abbiamo bisogno di creare lezioni di cultura attraverso poesia, pittura, convegni e simili, e attraverso questi insegnamenti avremo la collaborazione dal profondo del cuore delle persone, così che si troveranno assieme per queste attività, perché il linguaggio è un componente importante per far sì che le persone si avvicinino tra loro.